Ehi, patatino, hai finito? Micio, Brugnao. Micio, bellissimo. Ah, che bello. Ah, che bel Micio, eh? Ah, che bello. Oh, ciao, amore mio, ciao. Oggi è bellissimo, eh? Oggi sei bello, sei bello. Oggi sei bellissimo. Oh, sì, sei bellissimo. Eh? Sì, ma patatino. Ah, che ruffiano. Ah, c'era Silvestro qua dietro. Ma Silvestro è gelosissimo di me. Se n'è andato perché ha visto che non lo considero perché ho questo qui. Vedi? Mamma mia, come sei dolce. Eh? Ma sei bellissimo, sei. Manca solo che vieni in braccio. Eh? Manca solo che vieni in braccio. Vedi? Micetto bellissimo. Ah, sì. Chissà da dove sei arrivato. Ma chi lo sa? Qualcuno che ti ha abbandonato. Vero? Baramau? Vero? Ah, senti che meraviglia! Oh, le coccole! Oh, sì, che belle le coccoline! Micio! Oh, che dolce che sei! Oh, sei dolcissimo! Eh? Ah, sei dolce! Si gratta il collo! Ha preso paura da me! Si stava grattando il collo! Dimmi! Chi è? Ciao Wally! Ma c'è anche Wally! Piccolo Wally! Ciao piccolo Wally! Che ruffiani! Andiamo su! Dai, piccolo Wally! Piccolo Wally! Silvano! Beh, Silvano hai tutta la bocca sporca, amore! Silvano! Ah, che micio matto! Ciao Wallo! Dov'è Arthur? Non c'è? Cosa vuoi tu? Ehi, cosa vuoi, Brugnao? Eh? Ah, vabbè. Silvano! Ma guarda qua che Silvano! Saresti da pettinare, Silvano, eh? Vecchietto, antichità. E tu mi stai aspettando? Oh, amico Silvestro. Ma cosa fai là dentro, Arthur? Ciao. Ciao Silvestro. Sì, ho odore di quel gattone lì. Certo. Ma sono gialla qui. Cos'è successo? Boh, non lo so. Che dolce che sei. Sei dolce. Siete tutti ruffiani. Anche piccolo Arthur. Matti, io devo andare a casa. Sapete? Sì. Oh, questo qua, questo gattino bellissimo. Con lui devo stare attenta perché lui mi segue. Ho recuperato altre fragole. Credo comunque che le piante non produrranno più molto ormai. Sì, ormai. Beh, devo dire che i frutti li hanno dati. Qua la legna sta cadendo tutta. Boe! A quest'ora gli piace tanto cacciare quegli insetti che fanno scrunch scrunch sotto i denti. Mamma mia che schifo!
Ecco, ne ha appena mangiato uno. Poi mi lamento che non mangia la pappa. Il secondo, proteine fresche. Lui aspetta questo orario qui per andare giù a cacciare. Buonissimo, il terzo è specialità. Eccolo, 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 eccolo che parte. Bravo Bue. Ciao. Eccone un altro. Che bontà. Ciao. Siamo buoni. Ho parlato troppo. Lì c'è la macchinetta del caffè perché non perde acqua. Ha iniziato ieri sera a perdere acqua quando stavo facendo la decalcificazione. E quindi cosa è successo? Ha fatto saltare il salvavita per non so quante volte. Non pensavo fosse la macchinetta. E invece è stata proprio questa a far saltare il salvavita 500 volte in una sera. Stamattina, non contenta, ci ho riprovato. Il salvavita non è partito, ma sotto la macchinetta del caffè c'era un lago e anche per terra, quindi perde acqua. Adesso non so se eventualmente farla aprire e vedere se c'è qualche problema risolvibile, che se perde acqua sarà una guarnizione o qualcosa del genere, o se comprarne una nuova direttamente. Non so cosa fare. Ho appena comprato tutte le capsule. Dio santo. Comunque ho parlato troppo presto. Che sfortuna. Vabbè, qua mi sono scaldata un po' di cibo. Va bene così? Sì, dai, va benissimo. Allora sono zucchine, quelle di ieri, le patate, quelle del Lidl, con la crème fraîche, ecco, quelle lì che a noi piacciono tantissimo, e le simil polpette, dai, di tacchino e zucchine. Quindi mangio il doppio delle zucchine. Devo ancora piegarla bianca. Ah, sì, potevo mettere fuori quella roba. Ce n'è che ho pensato. Vabbè, comunque niente, dai. Intanto l'importante è che io mangi. Oggi al lavoro ho fatto tantissimo, tantissimo. Perché poi ho detto, boh, non ho più niente da fare. Adesso mi rilasso un attimo. In realtà non è che io non abbia niente da fare. Se succederà, quando andrò via da quel posto di lavoro, vi racconterò magari che cosa facevo, in quel caso facevo. Comunque ho sempre qualcosa, ma era un momento tranquillo, quindi ho detto, boh, mi rilasso un attimo. No, poi mi è venuto in mente un casino di roba, ho fatto di tutto, di tutto. E quindi niente, sono stata bravissima. Ho fatto tanto. Mi sono fermata anche un pelo di più, cioè avevo già timbrato, però ho detto aspetta finisco perché sennò alla fine. E mi sono fermata un attimo di più e boh, sono contenta perché veramente alle volte lascio indietro delle carte e dico beh farò, però poi quelle carte si accumulano sempre di più. No, non bisogna farlo. Allora, prima che diventassero troppe, ho detto aspetta, sistemo tutto in modo che se dovesse venire qualcuno è tutto in ordine. Vabbè, anche perché ultimamente stanno arrivando controlli, quindi meglio avere sempre tutto in ordine, quello che ho e quello che non ho, amen. Tipo l'altra settimana sono arrivati i vigili del fuoco, c'è sempre qualcuno che arriva. Un po' di tempo fa la finanza. Vabbè, oggi ho tanto guardato il camioncino dei panini e c'era gente ferma, anche dei ciclisti. Però devo proporre a Franz di fermarci domani
domani che sarà sabato, invece che venire a casa a mangiare lì al camioncino dei panini, quasi quasi domani. Non so se fa anche le patatine fritte, non mi ricordo cosa c'era scritto sul tabellone del menù, non mi ricordo. Vabbè, adesso mangio perché ho fame e penso cosa fare con quella macchinetta del caffè. Mi sa che ci sentiremo più tardi. Ciao, ho guardato l'orto, adesso andiamo su. Guarda che io vado su, sei arrivato troppo tardi, amore. E ho un'altra fragola che non la mette, ah, ecco, la mette a fuoco. Andiamo su? Ah, ti sei appena sdraiato. Chi ha voglia di alzarsi adesso? Dai, bue, io vado. Andiamo. No, non vieni? Dai. Bue. Dai. Vieni. Dai. Sì. Andiamo. Andiamo. Dai. Bravo. Corri. Cosa? Andiamo a mangiare la pappa. Dai. Andiamo a mangiare la pappa. Dai, andiamo. Sì, andiamo. Dai. Andiamo. Comunque, per la cronaca, lì c'è la macchinetta del caffè. Molto probabilmente è andata a fanculo. No, forse si può anche riparare, ma in genere, siccome a me è successo più di una volta, si rompe la pompa e quindi conviene cambiare la macchinetta. E siccome questa ha una certa età, ha almeno 7-8 anni, quindi boh. Ne ho comprata un'altra, sempre Caffitali, avendo già le capsule, e niente, ne ho comprata una nuova, bianca. Non è totalmente bianca, però c'è il bianco dentro che alla fine sta bene con la cucina che è tutta bianca. E cosa volevo raccontarvi? Bue, mi siedo qua. Non è molto convinto. Non guardarmi il piede, ho paura. E comunque niente, volevo chiudere questo video. Alcune piante non stanno bene, stanno morendo secondo me. Allora, ho capito che le zucchine non vanno messe ai lati dell'orto. Non stanno bene lì, stanno bene al centro. E lo so per il prossimo anno. I cavoli invece le piante sono cresciute, quindi quelle secondo me non stanno soffrendo il fatto di essere sui lati. Le zucchine sì, vabbè, pazienza. Lo so per la prossima volta. C'è qualcuno? Sì, lo capisco da bue come guarda. Quando c'è qualcuno. Vabbè. Pensavo di essere sporca. È l'ombra. Bue, cosa racconti? Salutiamo allora? Salutiamo? E diciamo a tutti di seguirci anche nel prossimo video, bene? Tu hai solo fame, tu hai solo cibo adesso. Dai, aspetti ancora 2 orette e vai a cacciare gli insetti come ieri sera. Va bene, dai, vi saluto. Io, Bue e la fragola, che non metterà mai a fuoco, vi salutiamo. È una fragola. Ma tu sei furbo, io ho paura di te. Questa è una fragola. No, è una fragola. Oh Madonna, ho paura. Guarda, è una fragola. T'ho detto che era una fragola. Che curioso che sei. Tu sei curioso. Vabbè, vi salutiamo e vi aspettiamo al prossimo video. Vi ricordo anche questa volta che comunque da agosto non pubblicherò più video, quindi ci rivedremo poi, penso, a metà settembre. Io ve lo ridico. Così, no, non prendermi la mano, terrore di questo gatto io. Va bene, dai, vi saluto veramente, ci vediamo al prossimo video, ciao.